Quasi 3.000 sono le nuove partite IVA aperte in provincia di Verona nei primi 3 mesi del 2019, ma l'80% di queste sono involontarie e il lavoratore è di fatto, ma non di diritto, trattato da lavoratore dipendente. È quanto risulta dall'attività degli sportelli CISL Verona, che già a gennaio aveva annunciato questo timore a seguito delle novità apportate dalla legge di bilancio 2019, flat tax in primis. I professionisti rappresentano il settore con maggior numero di aperture di partita IVA, seguito dal commercio e dalle costruzioni, e nell'edilizia il dato si collega alla tutela per infortunio, nettamente inferiore per il lavoratore autonomo rispetto a quello dipendente. La maggior parte delle nuove partite IVA sono rappresentate da giovani, ma si registra un incremento del 40% della classe più anziana. Mentre negli scorsi anni, 2017-2018, le aperture di partite IVA a Verona erano intorno ai 7.000-7.500, dal 1 gennaio 2019, in relazione alle novità della legge di bilancio con il regime forfettario sotto ai 65.000 euro con una tassazione fissa al 15%, ha prodotto di fatto un considerevole aumento delle aperture. Cioè nel primo trimestre siamo già a 3.000, la previsione su tutto il 2019 è quasi 12.000 nuove aperture, che questo significa banalmente che è un 30-35% in più rispetto agli altri anni, 2017-2018. Quindi il dato numerico è quello che più salta agli occhi, insieme però anche alle motivazioni per cui uno aderisce alla partita IVA.